Euroregione.news. Dal 2018 il bando annuale di Fondazione Friuli dedicato al restauro, la cui edizione 2025 è stata presentata nella sede udinese dell'istituto, non a caso in una delle sale affrescate più belle, ha messo a disposizione 3 milioni di euro per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nei territori delle ex province di Udine e Pordenone. Il plafond di quest'anno messo a disposizione di 500.000 euro e il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è fissato al 27 marzo e possono concorrere istituzioni ed enti pubblici, enti religiosi, fondazioni e associazioni. Un bando che accompagna fin dall'inizio le attività della fondazione, come ha esordito il presidente Giuseppe Morandini. Noi amichevolmente lo chiamiamo il bando della resilienza, perché non abbiamo mai mollato, la fondazione non ha mai mollato sul restauro, anche nei momenti difficili. Grazie al bando restauro numerosi beni artistici sono stati tutelati e valorizzati, preservando la loro relazione con i contesti sociali, culturali e geografici di riferimento. Quest'anno abbiamo superato il traguardo dei 1100 interventi di restauro fatti, con una cosa su tutte le altre: l'attenzione alla distribuzione territoriale dei nostri interventi, perché Friuli Venezia Giulia ha un patrimonio artistico articolato, complesso, ma va tutelato e valorizzato nelle sedi dove si trovano le opere. Questo è il riferimento che ci siamo sempre dati in questi anni di attività. C'è un fenomeno straordinario, Assessore conoscerà meglio di me, di identità di quella comunità in quell'opera. E c'è anche quel fenomeno straordinario di partecipazione della cittadinanza affinché quel progetto, che poi alla fine nella stragrande maggioranza dei casi quando c'è da fare un restauro ci si trova tutti d'accordo, e quindi il potere aggregativo di quell'intervento sul patrimonio storico di quel paese per quella comunità è una cosa eccellente. Il bando restauro estende il sostegno anche ad interventi su giardini e parchi storici, sul patrimonio architettonico e il recupero funzionale di edifici inutilizzati da poter destinare ad attività di promozione socioculturale. Quindi questo è anche l'invito, e la Fondazione è assolutamente aperta a questo, a cercare di creare un progetto che sia sostenibile sia dal punto di vista dell'intervento tecnico in sé, ma soprattutto anche dall'intensità economica, perché ci sono interventi che possono essere anche scadenzati nei tempi, possono essere programmati, non è necessario fare tutto subito. L'importante è il risultato finale. Un particolare esempio di recupero architettonico è stato portato all'attenzione da Camilla Vignaduzzi, presidente dell'APS Oplon, associazione giovanile culturale nata nel 2023 a Tramonti di Mezzo, in Val Tramontina. I volontari hanno acquisito un'antica e grande casa colonica immersa in un bosco di 4 ettari e raggiungibile solamente a piedi, ribattezzata come sorta di avamposto bioculturale di inclusione sociale che sarà cuore di attività culturali, musicali e residenza artistica, luogo di sperimentazione didattica innovativa e di buone pratiche sociali dirette ad un turismo rispettoso e non di massa, un luogo di aggregazione per arginare lo spopolamento della valle che per essere raggiunto ha necessitato di lavori di sistemazione boschiva e di ripristino dei vecchi sentieri. La casa verrà inaugurata il 5 aprile con una serie di eventi. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore regionale alla cultura Mario Anzil ha sottolineato come la Fondazione Friuli abbia permesso all'associazionismo, quindi al volontariato, di esprimersi come valore aggiunto di un Friuli che è popolo, identità, storia, lingua. Il restauro, ha commentato Anzil, non solamente salva l'opera artistica ma insegna alle generazioni di oggi che la conservazione del patrimonio e del passato va emulata nel saper trasferire nel futuro anche quello che oggi noi siamo. A ribadire la vicinanza del gruppo bancario Intesa San Paolo al sostegno del bando restauro, il responsabile delle relazioni esterne Gianluca Crucianelli, facendosi interprete del saluto e del pensiero della direttrice Veneto Est e Friuli Venezia Giulia del gruppo bancario Francesca Nieddu. Siamo una banca di riferimento per la crescita economica e sociale e questo non può prescindere dalla cultura. Per questo uno dei pilastri del gruppo è il progetto Cultura, con il noto piano di restituzione di opere d'arte al territorio, le gallerie d'arte, le partnership tra istituzioni culturali, il sostegno alla ricerca scientifica e alla divulgazione della cultura anche su strade innovative come la digitalizzazione, aspetto sottolineato anche dal presidente della Fondazione Friuli. Un tema su tutti, la digitalizzazione, tema sul quale ci teniamo in modo
in modo particolare, e accanto alla digitalizzazione quest'anno abbiamo immaginato di inserire dei contributi indirizzati alla fruibilità dell'opera oggetto dell'intervento di restauro. Di digitalizzazione del patrimonio per meglio conoscerlo, per poi renderlo fisicamente fruibile attraverso il volontariato, ha parlato anche la soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Valentina Minosi. Peculiari del bando restauro di Fondazione Friuli, ha detto la Minosi, sono la lungimiranza, la sua attuabilità ed efficacia anche in relazione all'individuazione da parte della Fondazione di interventi già preventivamente autorizzati dalla soprintendenza, ma anche grazie al costruttivo e a volte impegnativo confronto tra soprintendenza e fondazione. Un bando, ha aggiunto la soprintendente, che parte dal basso perché si rivolge alla comunità, ovvero a coloro che i beni e i luoghi li vivono e ne riconoscono il valore sia sul piano identitario che aggregativo. Allora, diciamo che tra noi e Fondazione Friuli in questi anni si è costruita veramente una grande collaborazione, e questo è un aspetto molto positivo. Lo dicevo anche in precedenza, il fatto di aver avviato insieme tutta una serie di progettualità permette poi di riuscire ad arrivare anche a risultati che rende felici in generale il nostro patrimonio culturale, noi come Ministero della Cultura e ovviamente anche la Fondazione. Quindi c'è molta collaborazione. È ovvio che poi quando si interviene e si parla di interventi di restauro, noi ovviamente svolgendo la nostra alta sorveglianza e svolgendo i nostri compiti istituzionali andiamo a verificare poi nel concreto i progetti di restauro, e talvolta può nascere qualche piccolo momento di scontro, ma mai sempre in maniera molto costruttiva, devo dire, sempre molto positiva. In modo particolare facevo i complimenti per la costruzione di questo bando, perché tra i vari aspetti prevede già di avere a priori, ad esempio, l'autorizzazione della soprintendenza, e questo fa sì che anche da un punto di vista della condivisione dei progetti che poi vengono ammessi all'ottenimento del finanziamento è un aspetto assolutamente fondamentale e centrale, che rende immediatamente attuabili quegli interventi che sono stati poi considerati ammissibili al finanziamento. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale, perché hanno già avuto quell'iter amministrativo che talvolta può essere di una certa lunghezza temporale, ma dettata proprio dalla necessità di approfondimenti e di studi che il patrimonio culturale ovviamente merita. Se non ci si riappropria del patrimonio in modo condiviso e consapevole, non ha senso conservarlo e tutelarlo, ha commentato la soprintendente Valentina Minosi, ma proprio il bando restauro testimonia che la condivisione, come anche le competenze in tema di restauro, non sono utopia, e lo dimostra il fattore di moltiplicazione che il bando produce. Un moltiplicatore che nel bando restauro è il più alto di tutti i bandi che la Fondazione emana. Se la Fondazione mette 1, il valore del progetto realizzato è 7 volte più grande. Vuol dire che fra 1 e 7 ci sono stati altri contributi, la Regione prima di tutto, e ringraziamo sempre la Regione per quello che fa, ma spesso anche le comunità, gli sponsor privati. Abbiamo, e lo scopriamo ogni giorno, un patrimonio e una scuola di professionisti del restauro della quale andare fieri. E in questi anni abbiamo collaborato con decine di referenti di quel mondo, perché l'abbiamo sempre detto ogni anno, l'intervento di restauro è arte sull'arte.